Allora, mentre però noi giochiamo a nascondino, alla cosa, a San Donato, la Zaccariotta ha trovato chi gli ha fatto un tribunale da 5-6 milioni di euro. Scusa, ma allora siamo stupidi noi o siamo, cioè è per colpa della Zaccariotta, se eventualmente lo perdessimo, poi è per colpa nostra. Allora, premesso che non lo perdiamo, perché c'era non solo la lettera del ministro che dice che non solo non verrà addirittura, viene addirittura potenziato con del personale in più, quindi premesso questo, però vediamo cosa ha fatto l'amministrazione rispetto a questo problema. Da una parte un'amministrazione che si è data da fare, dall'altra un'amministrazione che ha giocato a prendere il voto di 4 avvocati che adesso sono passati con la sinistra per difendere, cioè ha fatto i giochetti elettorali, ha guardato non i cittadini ma i voti. Questo è lo stesso principio. Questione dell'Agenzia delle Entrate, questa non te lo so dire, l'ho sentita anch'io. Purtroppo l'Agenzia delle Entrate non dipende da noi, dipende dal sistema del Ministero delle Finanze che a me pare un po' difficile perché alla fine, cioè l'Agenzia delle Entrate col sistema attuale non è che svolga quelle attività incredibili che svolgevano magari svolgevano gli uffici una decina d'anni fa. È cambiato molto il sistema, praticamente le persone ormai non vanno più, non c'è più nessuno che va in questo. Però lì dipende un po' dal Ministero delle Finanze, non lo so, però non credo che se succede anche qui il fatto che l'Agenzia delle Finanze è in affitto in uno spazio, in un condominio in mezzo a via Trieste, senza parcheggio. Cioè, cosa abbiamo fatto noi per, punto di domanda, ospedale. Sull'ospedale il discorso è quello della diciamo, proprio rivisitazione di tutto l'ospedale, che è cambiato come diciamo, attività rispetto a quelle che potevano essere attività di 10-15 anni fa. Cioè l'ospedale è meno diciamo, ricovero e molto più servizi, e quindi è molto più servizi nel territorio. L'impegno è aumentare i servizi del territorio, e questo con il direttore Stocco l'abbiamo già concordato. C'è l'impegno, Daniele, già concordato dei 120 posti di RSA, residenza, quindi questa è un'altra cosa che risponde alle esigenze dei cittadini. C'è un discorso di informatizzazione di tutti i sistemi di prenotazioni eccetera, per quanto riguarda proprio le difficoltà, le liste attese eccetera, compresa anche la comunicazione dei risultati con le forme dove è possibile, con le forme digitali. Le liste attese, questo è un problema che ha presente Stocco, perché mi ha detto che lo sta vedendo, si rende conto anche lui che ci sono liste attese eccessive ed è all'esame. Credo che un'amministrazione comunale, certamente il primo tema è quello della lista d'attesa, lo affronterà, cioè cercando di aiutare anche l'amministratore dell'USL a trovare delle soluzioni, perché io credo che come tutti i problemi sono problemi perché possono trovare soluzione. La soluzione dipende dalla buona volontà, non di uno ma di più persone. Se probabilmente la gente si fa la guerra, probabilmente ognuno si difende e non pensa alla soluzione ma pensa a difendere il proprio fortino. Lo spirito è quello proprio di dialogare sia con i sindaci del territorio che con il presidente, con il direttore dell'ASL. C'è l'ANDOC, ne ho parlato prima, e protezione civile è un problema. Il problema è il fatto che la direzione della protezione civile è andata a Sestino. Allora, se Portogruaro vuole essere il centro del mandamento, se vuole essere la città di riferimento di un'area, può anche non avere tutti i servizi lei, però non li deve perdere perché non è in grado di tenerli. La protezione civile l'ha persa perché non è stato in grado di tenerla, e rischiamo di perdere anche la Croce Rossa, perché la Croce Rossa, i servizi della Croce Rossa sapete che parte sono in una capannone a Concordia. La Croce Rossa ha anche la disponibilità di investire per costruirsi la sede con magazzini eccetera che servono sia come uffici che come attività che come deposito. Da 6 anni sta aspettando la risposta di Bertoncello per la sede. Risposta di qualche mese fa
anche loro vanno nella perfosfati. Quindi il perfosfati ormai è diventata veramente la discarica di Portogruaro. Cioè quando non si sa cosa gli uffici comunali vanno alla perfosfati, la protezione civile alla perfosfati, la sicurezza alla perfosfati. Adesso quella della sanità no, perché non so dove abbiano in mente di farla, ma probabilmente non trovando altro, cioè anziché affrontare la perfosfati, che è la finestra, la porta nobile di questa città, perché la porta della città non è più il fiume come era in passato, purtroppo non è più il fiume, ma è diventata proprio quel cavalcavia che attraversa la ferrovia, perché lì si concentrano 4 linee ferroviarie, la Portogruaro-Treviso, la Portogruaro-Venezia, la Portogruaro-Udine e la Portogruaro-Trieste. Le 3 importanti assi stradali, no? La Portogruaro-Conegliano, che poi vuol dire arrivare nel Bellunese, quindi area dell'Austriaca, quindi attrazione turistica, ma in assoluto la Conegliano si allaccia alla Pedemontana e la Pedemontana è quella che porterà direttamente a Vicenza e quindi permetterà di arrivare a Milano evitando anche tutta l'asse della Portogruaro Venezia, eccetera, che adesso per fortuna c'è il passante, ma comunque è un'altra alternativa, la Portogruaro Trieste e la Portogruaro Venezia. Cioè con questa concentrazione di servizi, di infrastrutture che portano tutte lì, e citava prima Antonini il discorso della rotonda. Beh, noi anziché, qui abbiamo la rotonda nelle condizioni che vedete, arrivando dalla cavalcavia della stazione abbiamo, guardatevi a destra e vedete cosa abbiamo, e l'alternativa a quello è un grande casermone che è un parallelepipedo praticamente enorme, dritto, no? Che è la caserma della polizia, e dietro una serie di casermoni come l'isola dell'Emene. Questo è quello che ha previsto l'amministrazione lì. Io spero che non parta, perché per fortuna mi pare che nessuno ha risposto al bando che il comune ha fatto di svendita di tutta quell'area no, mi pare che non c'è ancora arrivata. Per cui spero che sulla perfosfati, che rimane comunque un buco nero nell'amministrazione, perché in 20 anni non hanno rispettato, no, pensando di fare affari, gli affaristi veri fanno gli affari, i pseudo-affaristi li fa pagare ai cittadini. In questo caso si tratta di pseudo-affaristi che stanno facendo pagare i danni delle non scelte sulla perfosfati ai cittadini. Basta,